nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Bene, siamo giunti alla celebrazione solenne della nostra amata patrona Santa Augusta e un sentito ringraziamento a lei, Eccellenza, per aver accettato l'invito anche quest'anno a celebrare con noi. E insieme a lei ringrazio anche i sacerdoti, Padre Davis, Don Ferruccio, Don Egidio, Don Ermanno, Don Davide, Diacono Giovanni. E grazie fin da subito anche a coloro che curano l'animazione di questa liturgia, Adriano, Giorgio, i ministranti. Paggetti abbiamo quest'anno, il coro dell'unità pastorale e i cappati di Vazzola. Un caloroso benvenuto alla bella famiglia del piccolo rifugio. Siamo sempre lieti di avervi tra noi. Grazie. Saluto ai rappresentanti del Centro Sociale Piazioni Parravicini con il gruppo dei volontari. Saluto ai membri dell'Ordine Francescano Secolare di Vittorio Veneto Conegliano Motta di Livenza, con una presenza che ci aiuta a pensare anche e a ricordare l'8° centenario della morte di San Francesco. Un benvenuto al gruppo Scout di Vittorio Veneto, all'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, alla consulta dell'Associazione d'Arma, alla sezione di Vittorio Veneto degli Alpini. Pensiero riconoscente a coloro che si prendono cura del santuario, che oggi è meta di numerosi pellegrini, e un ricordo grato nella preghiera va a Gianni Carminati, che ora ci accompagna dal cielo. Noi siamo grati a lui per il bene che ha fatto per il santuario e per l'incremento della devozione a Santa Augusta. E un saluto particolare alla comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice. In questa celebrazione desidero affidare a Santa Augusta, oltre che a Don Bosco e a Madre Mazzarello, il progetto del dopo scuola che a settembre prenderà avvio nel nostro patronato. E infine un grazie alla Tenda TV e un saluto affettuoso a tutti coloro che ci stanno seguendo tramite le sue frequenze. Siamo qui da strade diverse, ciascuno con la propria storia, per dare lode a Dio per ciò che ha compiuto in Santa Augusta e nella storia che da Santa Augusta giunge fino a noi. Ci ritroviamo ciascuno anche con la fede che ha maturato, con le fatiche della propria esistenza. Insieme riconosciamoci popolo di Dio, un popolo che vive della misericordia che continuamente Egli dona a noi. Riconosciamoci peccatori, rinnoviamo il nostro desiderio di accogliere il dono che oggi ci viene offerto. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
in excelsis Deo. Exteram Patris, miserere nobis, solus Dominus, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Preghiamo. O Dio, che ogni anno ci allieti nel ricordo di Santa Augusta, concedi anche a noi, illuminati e sorretti dal suo esempio di castità e fortezza, di seguire Cristo sulla via della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Grida a squarciagola, non avere riguardo. Alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vigilanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi? Mortificarci se tu non lo sai? Il digiuno che voglio non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i misteri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua voce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed Egli dirà, eccomi. Se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai all'afflitto il cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E anzitutto la comunità parrocchiale di Serravalle, che oggi è convocata per far memoria della sua santa patrona, la Vergine e Martire Augusta. Ma vedo e ho sentito con piacere che alla comunità di Serravalle si uniscono persone, gruppi provenienti da luoghi diversi della diocesi. Alcuni sono presenti qui in Duomo, molti altri in questi giorni si sono portati o si porteranno come pellegrini al santuario. Ecco, la festa di Santa Augusta sta vivacizzando il centro, il bel centro di Serravalle, come ho appreso anche scorrendo il fascicolo con il programma delle diverse iniziative promosse e attuati in questi giorni, perché la festa di Santa Augusta è una festa religiosa, ma allo stesso tempo è una festa civile. E quindi saluto anche tutti i rappresentanti e le rappresentanti della società civile, delle diverse associazioni, già ricordate da Don Massimo, che ringrazio per l'invito e saluto cordialmente. Mi unisco a tutti i suoi saluti, non li ripeto, ma è bello vedere che in una occasione come questa ci sono varie espressioni di quel popolo che
vive in questo territorio e che riconosce in Santa Augusta un segno di unità, perché religiosa o civile, questa in ogni caso è una festa che ruota attorno a una persona. Non siamo qui per celebrare un'idea o per riaffermare dei valori. Non siamo qui neanche per onorare una figura eroica, un leader carismatico, un trascinatore di folle, o un influencer, perché le idee sono utili, è certo importante avere dei valori possibilmente autentici ai quali fare riferimento, e non escludo neppure che possano esserci personaggi da ammirare per qualche loro positiva caratteristica. Le idee però rischiano di non fare i conti con la realtà, di non avere le gambe. I valori, se ci limitiamo a evocarli a parole, hanno poco peso. L'ammirazione per questo o per quell'altro personaggio momentaneamente famoso può essere persino pericolosa. Quindi oggi noi onoriamo non un personaggio, non delle idee, non dei valori, onoriamo una persona, una giovane donna che porta il nome di Augusta e che la storia ci consegna come testimone della fede cristiana, quando in questo territorio erano ancora pochi a riconoscere Gesù come il Cristo, come il Figlio di Dio, il crocifisso risorto, il Signore della storia. Ecco, non solo un bravo maestro, un uomo esemplare, ma la presenza stessa di Dio come uomo tra gli uomini. E in questo giorno di festa vorrei dire qualcosa sul nome della nostra santa patrona, della cristiana Augusta. Un paio di domeniche fa, sono un po' lungo ma portate pazienza, la festa grande predica lunga. Un paio di domeniche fa, quando sono andato a presiedere la messa al santuario, mi è stato regalato un libretto dedicato a Santa Augusta da un illustre vittoriese, forse qualcuno di voi lo conosce, il padre gesuita Ottavio de Bertolis, nato a Vittorio Veneto. Ho avuto modo di incontrarlo a Roma negli anni scorsi. E questo libretto contiene 4 meditazioni, la prima delle quali inizia così. La leggenda vuole che il padre Matrucco abbia chiamato la figlia col nome di Augusta, il nome al femminile del più grande imperatore romano, proprio per orgoglio, per emulare la grandezza di Roma nel suo piccolo potere di provincia, nella propria piccola reggia di guerrieri barbari. E la meditazione del padre De Bertolis prosegue con alcune utili considerazioni sul rapporto tra genitori e figli, e se vi capita di averlo tra le mani o se andate in cerca da qualche parte su in santuario trovate questo utile e bel libretto. Ma io mi soffermerei sul nome Augusta. Chi conosce anche poco la storia di Roma, il passaggio dalla Repubblica all'impero, sa che il nome Augusto è stato attribuito dal Senato di Roma, era l'anno 27 a.C., a Ottaviano, il figlio adottivo di Giulio Cesare,
dopo la vittoria nelle guerre civili. Il titolo Augusto, che poi è diventato un nome, ha a che fare con il verbo latino augere, che possiamo tradurre con crescere, aumentare, elevare. Augusto è uno che è cresciuto e insieme uno che ha fatto crescere. Crescere, essere cresciuto, far crescere. Anche della nostra Augusta possiamo dire che è cresciuta. È cresciuta la sua fama, che ha attraversato i secoli, è cresciuta la sua immagine, la sua storia si è arricchita di tanti particolari, ma ciò che ha fatto crescere Augusta è più di ogni altra cosa la sua fedeltà al Signore Gesù, al quale aveva deciso di dedicare la sua giovane esistenza. Ma Augusta è cresciuta facendo crescere e mi piace pensare che nel corso dei secoli abbia fatto crescere la comunità di Serravalle anzitutto e continui a farla crescere quantitativamente, mi pare che ce ne sarebbe bisogno anche, e soprattutto crescere come comunità desiderosa di vivere secondo i criteri del Vangelo. Se siamo qui oggi è per questo, perché desideriamo che questa comunità di Serravalle cresca secondo il Vangelo, secondo le parole di Gesù, nell'accoglienza dei piccoli, dei poveri, nella mitezza, nella fiducia reciproca. E che cosa può farci crescere davvero come comunità e come singole persone? Ecco, da quando sono arrivato qui a Vittorio Veneto non mi stanco di dirlo, l'ho ripetuto anche nella lettera pastorale che ho inviato alla diocesi lo scorso 23 maggio, a farci crescere è l'ascolto della parola di Dio che ci è trasmessa dai libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, cioè della Bibbia. Quella parola che non è incatenata, ma che attende il nostro ascolto, la nostra meditazione, la nostra accoglienza. Ecco, continuo a ripetere questo invito a entrare in contatto personalmente e in gruppo con quanto ci è donato attraverso la Bibbia, se vogliamo realmente crescere. Penso alle pagine bibliche proclamate poco fa. Grazie a parole come quelle che abbiamo ascoltato nel brano del profeta Isaia, possiamo diventare più consapevoli dell'ingiustizia che c'è in questo mondo. Dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. E allo stesso tempo possiamo diventare consapevoli di come reagire all'ingiustizia, attraverso scelte ben precise. Dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti. Tante cose non vanno bene oggi come ai tempi di Augusta, ma anche oggi come ai tempi di Augusta possiamo fare qualcosa per cambiarle in meglio. E nel Salmo abbiamo fatto nostro il canto di una comunità che ha sperimentato la liberazione dal male. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. È realmente possibile vivere da persone libere e la parola di Dio ci dona questa libertà. San Paolo ci spiega come è possibile fare esperienza di libertà autentica, accogliendo come degna di fede la parola che annuncia la fedeltà di Dio nei confronti delle sue creature, anche quando queste creature tendono a negare la propria e l'altrui dignità, tendono anche a negare l'amore di Dio, perché se siamo infedeli, Lui, Dio, rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. E infine il Vangelo ci permette di scoprire qual è la via che fa crescere.
quella che ha fatto crescere Augusta e che può far crescere ciascuno e ciascuna di noi e può far crescere le nostre comunità. È la via di chi non si preoccupa in maniera esclusiva dei propri interessi, di chi non vuole tenere per sé la vita come se fosse un bene da sfruttare solo per espandere se stessi, la via di chi accetta di perdere la propria vita per causa di Gesù, cioè facendo propri nella condizione concreta in cui si trova gli atteggiamenti e i sentimenti di Gesù. E questo è un paradosso. Si diventa Augusti, si cresce come persona e come comunità se si accetta di diminuire. Ma in questo paradosso è contenuta la verità che ci fa vivere. Non si vive autenticamente se si fa di se stessi l'unico centro del mondo. Si vive e si cresce solo se si fa posto agli altri e se si accetta di trovare posto in un amore più grande, quello per il quale la nostra Santa Augusta è stata disposta a dare la vita. Siamo cristiani come Santa Augusta e allora diciamo: credo in unum Deum. Dominum Iesu Christum, Filio
radicati e fondati nella fede dei martiri, testimoni di Cristo fino a dare la vita, rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, Signore. Per Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo e tutti i pastori della Chiesa, la loro testimonianza evangelica giovi ad edificazione di tutti i credenti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le situazioni di conflitto in Medio Oriente, in Ucraina e in ogni parte del mondo, il Signore tocchi il cuore di coloro che hanno la responsabilità di governo, perché tutti si impegnino per la pace disarmata e disarmante, capace di riscattare ogni sofferenza e ingiustizia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre comunità cristiane, per intercessione di Sant'Augusta, riscoprano e approfondiscano i valori del Vangelo, li vivano con gioiosa perseveranza e li testimoniano attraverso l'impegno a vivere in comunione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati che soffrono a causa di particolari malattie, per intercessione di Sant'Augusta e per la loro fede, ottengano dal Signore la guarigione che sperano. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, per intercessione della nostra patrona Sant'Augusta, ci sia concesso di camminare forti nella fede, ardenti nell'amore e saldi nella speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre, che ci offri attraverso Sant'Augusta un luminoso e coraggioso esempio di fedeltà, fa che, partecipando al mistero pasquale di Cristo, cooperiamo al tuo disegno di salvezza per tutta l'umanità. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Augusta ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Augusta a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santa Augusta e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per poter crescere nella fede e nella carità come figli e figlie di Dio, preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli, perché figli di un unico Padre, scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i santi la Beata Augusta con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Vescovo si reca all'altare di Santa Augusta per un atto di venerazione, una preghiera. A te, Santa Augusta, che risplende in cielo con la duplice gloria della verginità e del martirio, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Tu che hai vissuto i brevi anni della tua vita terrena, dedicandoti interamente a Dio e alle opere di carità, donaci di essere, sul tuo esempio, forti nella fede, coerenti nella testimonianza cristiana, generosi nell'aprire il nostro cuore all'accoglienza e all'amore verso ogni fratello. Confidiamo nel tuo aiuto per superare le prove e le sofferenze. Benedici le nostre famiglie, la parrocchia, il seminario diocesano e ottieni alla Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio, al diaconato e alla vita consacrata. Fa che un giorno contempliamo con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con tutti i nostri cari, nella patria del cielo. Amen.
Prima della benedizione ci diciamo un grazie reciproco per questo momento. Ringrazio saluto in particolare i rappresentanti delle associazioni che hanno mantenuto in piedi l'abaro e bandiere per tutta la messa. Poi tutti voi, il Piccolo Rifugio, i terziari francescani, un saluto particolare alla nostra sindaca, ecco, che anche la sindaca del Vescovo, perché sapete, e in lei a tutta la comunità civile di Vittorio Veneto. E alla tenda TV che ci permette di allargare la rete di preghiera, di condivisione di questi momenti di celebrazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Augusta, patrona della nostra comunità parrocchiale, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Augusta la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Augusta ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie.